In terza categoria giallo al comunale di Realmonte. Il rettangolo di gioco è invaso dalle erbacce e l'arbitro vieta la partita tra il locale Virtus Realmonte e l'Atletico Licata. Vibrate proteste dei padroni di casa, ma il direttore di gara è stato irremovibile. Adesso toccherà al giudice sportivo analizzare il caso, ma sembra certo che verrà assegnata partita vinta alla compagine ospite, che così continua a veleggiare in alta classifica a pari punti con il Montallegro. Proprio quest'ultima si è aggiudicata i 3 punti in palio al Dino Liotta a conclusione di una gara molto combattuta ed incerta sino all'ultimo minuto. Non arretrerà l'Eraclea Minoa, che fa suo il match con il grindoso Burgio. A sbloccare il risultato ci ha pensato Nicolò Sciortino, poi arriva il raddoppio del bomber Trinci su calcio di rigore. Torna alla vittoria il Ioppolo con un perentorio 3-0 ai danni del Campobello, a conclusione di una giornata di verve realizzativa di Mangione, Vermi e Radisi. Cade il Socer Palmera di Palma di Montechiaro sul campo del Forte Città di Ribera, mentre il Vis Ribera riesce ad espugnare il rettangolo di gioco del Reale Unione, in un derby molto sentito e combattuto. Non cambia nulla in vetta alla classifica. Adesso alla fine del torneo mancano appena 4 giornate e domenica prossima si propone la prima battaglia campale, Atletico Licata, Eraclea, Minoa al Dino Liotta. Difficile fare un pronostico, anche se i favori arridono ai padroni di casa, che nella gara di andata riuscirono ad uscire imbattuti da Cattolica Eraclea. Questi i risultati della giornata. Città Delicata e Montallegro 0-1, Città di Ribera Socer Palmera 2-0, Eraclea Burgio 2-0, Ioppolo Campobello 3-0, Reale Unione Vis Ribera 0-1, Virtus Realmonte Atletico Licata non disputata. La classifica vede Montallegro Atletico Licata a pari punti con 45, segue l'Eraclea Minoa con 44, Città di Ribera 37, Socer Palmera 25, Burgio 21, Città Delicata 19, Ioppolo 16, Real Unione 15, Campobello 14, Vis Ribera 14 e Virtus Realmonte 7 punti.